invito i governatori anche del nord che hanno espresso questa premura a fidarsi ovviamente di chi ha una specifica competenza. Non ci sono queste condizioni. Risponde a stretto giro di posta il Premier Conte alla lettera dei governatori del Nord che esattamente 24 ore fa hanno chiesto al Ministero della Salute di rivedere la circolare sul rientro dei bambini dalla Cina, estendendo il periodo di quarantena anche a quelli privi di sintomi, 14 giorni di isolamento prima di arrivare in classe. Proposta che Palazzo Chigi rispedisce al mittente anche per bocca del Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, che ricorda come la tutela della salute sia affidata allo Stato mentre l'organizzazione sanitaria alle regioni. A ciascuno il suo, insomma. Lo stesso ufficio scolastico regionale del Veneto fa sapere che la linea è quella di Roma, nessuna quarantena, compatti con il Ministero anche i presidi del Veneto. Ribadisco che se non si hanno informazioni di ordine scientifico di una qualche fondatezza, non ha senso assolutamente questo allarmismo. Allarmismo che per la rete degli studenti medi fa rima con razzismo, da qui la fotopetizione lanciata contro i governatori del Nord che sta facendo il giro del web, ma Zaia non ci sta a passare per razzista e puntualizza. Questo a noi sembra buon senso, non è dedicato ai soli cittadini cinesi, è dedicato a tutti i ragazzi, anche i figli dei nostri connazionali che tornano a casa. Nelle aule sarebbero costretti a stare 5-6 ore, mattinate intere, in un ambiente ovviamente confinato, chiuso, assieme a una popolazione di ragazzi, a una classe di ragazzi che ovviamente non hanno ancora contratto il virus. E mentre la politica si divide sulla quarantena per i soggetti che non presentano sintomi in rientro dal gigante asiatico, sempre il Ministero dell'Istruzione, lo stesso che non vuole l'isolamento, sta chiedendo alle scuole informazioni sul numero di studenti e docenti attualmente in Cina o che siano rientrati in Italia negli ultimi 15 giorni. Intanto i controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi quelli europei, esclusi i nazionali. Vale anche per gli scali veneti, fanno sapere da Save, Treviso, Venezia, Verona.